Un evento di grande suggestione ha aperto ieri sera alle celebrazioni per il 50° anniversario della tragedia del Vajont. Un fascio di luce sparato oltre il coronamento della diga in direzione di Longarone. Performance artistica che sarà replicata per 40 giorni a partire da stasera a Cortina. Tino Zava. Un potentissimo raggio di luce sparato dalla diga del Vajont verso Longarone, 3 chilometri che ripercorrono la traiettoria seguita dalla valanga d'acqua che la sera del 9 ottobre 1963 provocò l'immane tragedia, spazzando via paesi, identità, culture. La fine del confine della mente è il primo grande evento celebrativo dei 50 anni di un evento divenuto un simbolo dell'incuria dell'uomo, della sua folle sfida alla natura. L'arte che diventa evento condiviso che coinvolge il territorio, che spezza i confini fisici ma anche quelli drammatici della storia. La performance del Vajont è la prima tappa di una sorta di overland artistico internazionale che fa capo a Dolomiti contemporanee, porta la firma dell'artista trentino Stefano Cagol e del bellunese Gianluca Dinca Levis, fondatore del nuovo spazio espositivo di Casso sulla scia del progetto Ridare vita a luoghi chiusi. L'artista ogni sera per un mese sparerà il suo raggio Ininterrottamente? Sì, ogni sera al crepuscolo sparerà questo raggio e valicherà un altro confine, perché attraverserà 7 paesi europei per arrivare tra una ventina di giorni al Circolo Polare Artico in Norvegia, dove è invitato alla Triennale di Barents. Quindi molti confini verranno superati, il primo è stato quello della diga ieri sera. Una sciabolata proiettata da un faro montato su un furgone è rimasta accesa 2 ore, un'atmosfera di grande suggestione documentata anche dall'alto da telecamere montate su 3 droni. Stasera si replica a Cortina con il fascio di luce sparato sulla Tofana di Rozes.